Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora fatemi dire che il linciaggio mediatico che va in scena da 24 ore contro i carabinieri anche no, anzi solo no, il linciaggio mediatico no. Ci riferiamo ovviamente alla vicenda tristissima di Rami, il 19enne che come tutti sanno è deceduto dopo che in sella a un motorino guidato da un'altra persona hanno forzato un posto di blocco, sono stati inseguiti da questa vettura dei carabinieri e sono caduti. Rami purtroppo è morto e questa è una tragedia irrisolvibile. È inaccettabile il linciaggio mediatico che sta andando in scena sull'onda del video uscito dell'inseguimento, è contaminato da un livello di ipocrisia veramente oltre il livello di guardia, e soprattutto è barbaro. Torniamo un attimo nella realtà, cioè usciamo dalla bolla dell'Intellò indignato che nel suo appartamento della ZTL conciona contro le forze dell'ordine come fa almeno dal 1968, come aveva capito prima di tutti Pierpaolo Pasolini. Cos'è successo? Allora, anzitutto c'è la premessa senza cui non c'è nulla di quello che avviene dopo, purtroppo tragedia compresa. C'è il fatto che questi ragazzi, soprattutto il guidatore che non era Rami, scelgono di forzare un posto di blocco della polizia, cioè di commettere un reato in spregio alle istruzioni delle forze dell'ordine, al fatto che a un posto di blocco ci si ferma. Non solo lo forzano, ma scappano all'impazzata andando contromano, mettendo a rischio oltre che se stessi tutti quelli che incrociavano sostanzialmente le vetture che andavano invece nella direzione corretta, i passanti, cioè sono scappati a velocità fuori controllo contromano. I carabinieri cosa hanno fatto? Il dovere per cui sono poco pagati, cioè li hanno inseguiti. Ovviamente l'inseguimento è un momento lievemente concitato, cioè non è un dibattito intellettuale nella redazione di Repubblica, no? È un'azione sul campo dove en passant ci torniamo tra poco, si usa anche un linguaggio non stilnovistico, spesso è anche deprecabile visto da qua seduto in poltrona mentre sto concionando appunto al microfono. In strada spesso si usa un linguaggio non stilnovistico. In ogni caso succede la dinamica documentata dal video, purtroppo il ragazzo rimane a terra, uno dei carabinieri indagati gli effettua il massaggio cardiaco, ovviamente perché ha coscienza di carabiniere di uomo, cioè tale era la sua volontà di nuocere al ragazzo che gli fa il massaggio cardiaco. È evidente che non è che volessero nuocere al ragazzo di per sé, lo stavano inseguendo perché lui e il suo amico avevano commesso più reati, probabilmente neanche uno. E veniamo alla questione del linguaggio che scandalizza molto le anime belle, perché nel filmato si vedono frasi francamente poco edificanti del genere vaff, non son caduti, chiudilo che cade, è caduto bene, eccetera. Allora, primo, spesso lo speronamento è la pratica che le forze dell'ordine attuano in casi di fuga fuori controllo di un soggetto. Cioè è una prassi, perché non ci sono molti altri modi di fermarlo. Ma al di là di questo, ribadiamo, non è che durante l'inseguimento ci si adopera secondo, diciamo, la neolingua politicamente corretta. C'era abbastanza difficile che i carabinieri dicessero: scusi signor conducente che non sta rispettando totalmente le norme del codice, potrebbe gentilmente accostare alla prima curva disponibile senza che accada niente per lei, per noi, per i passanti? Ci farebbe un enorme favore, sarebbe un segno anche di educazione civica. E non credo si esprimano così mentre agiscono in strada e fanno il loro lavoro sotto, ribadisco, pagato, i carabinieri, no? Quindi frasi edificanti? No. Quella era un'azione concreta, nelle strade concrete, che veniva in diretta, con un tasso anche di adrenalina comprensibile. Quindi non si impiccano dei carabinieri a un filmato, non si impiccano dei carabinieri a delle parole. Il linciaggio che sta andando in scena è osceno, appunto, osceno. Capiremo ovviamente
perché il video potrebbe generare questa cosa, l'accusa di omicidio colposo. L'accusa di omicidio volontario sarebbe la traslazione del linciaggio in ambito giuridico, e ci rifiutiamo di credere che avvenga. Grazie a tutti, ma rimanete con noi perché a brevissimo aleggia su di noi il direttore Vittorio Feltri col Bamba della settimana. Tra un manifesto e lo specchio. Avete ascoltato Liberamente.